Da festival diffuso a festival espanso, torna in presenza il Lago Film Fest. Sì, il Lago Film Fest dal 23 luglio al 1 di agosto ritorna, tiene duro come l'anno scorso, poi del resto continuiamo a ripetere, se ce l'abbiamo fatta l'anno scorso non possiamo non farcela quest'anno e addirittura siamo riusciti a tornare in qualche modo ad una dimensione un po' più diffusa, un po' più grande rispetto allo scorso anno, quindi avremo 4 schermi, una stereo arena con le cuffie per seguire i film proprio in modo completamente immersivo, uno schermo da 12 metri, quindi immenso, e ritorno ovviamente lo schermo in riva al lago, così possiamo avere questa magia un po' delle origini. Viviana Carlette e Carlo Migotto cedono il testimone per questa edizione per quanto riguarda la direzione artistica. Esatto, Viviana e Carlo hanno ceduto la direzione artistica, ma in realtà era quello che abbiamo sempre sperato di poter fare. Attività come queste, attività culturali, devono pensare al futuro, devono volere un futuro per la loro prosecuzione, quindi abbiamo lavorato perché questo avvenisse, ce l'abbiamo fatto in un anno difficile che però per fortuna ci ha dato il tempo e il modo di fare questo passaggio, quindi noi speriamo che ora ovviamente almeno per un paio d'anni restino loro tre, perché sono un team incredibile, hanno lavorato tantissimo, sono stati bravissimi e hanno iniziato veramente dall'ultima sera quando gli abbiamo comunicato l'anno scorso, quindi dal 1 di agosto dell'anno scorso hanno lavorato intensamente tutto l'anno. Mirta Ursula Gariboldi, Morena Faverin e Alessandro Del Re hanno lavorato benissimo, quindi io sono sicura che anche loro troveranno qualcuno che dopo di loro prenda le redini del festival e soprattutto portino una visione fresca e nuova del mondo che magari noi ormai già over 40 non possiamo più avere, perché l'abbiamo già data e abbiamo già raccontato il nostro punto di vista, quindi sono anch'io molto curiosa di vedere poi come queste visioni e questi racconti riescano a stare insieme, riescano a dare un nuovo disegno del mondo con gli occhi ovviamente più freschi. Come ho già accennato in diverse occasioni, per la comunità di Revine Lago l'evento del Lago Film Fest rappresenta sicuramente l'evento più importante che c'è nel nostro territorio, perché oltre a dare lustro a quella che è la nostra comunità, il nostro paesaggio, le rive del lago, di lago è, scusate il gioco di parole, è un'emozione, quindi non è solo cultura, non è solo socialità, ma è anche una grande emozione e vi invito tutti a venire a trovarci alla 17ª edizione del Lago Film Fest.